proprio Di Salvo a battere il calcio d'angolo. Lo fa corto, calcia! Dentro il pallone di Sardina per Capitan Sciacchitano che fa l'1-0 per il Sant'Isidoro Bagheria. Alla fermata, bene da Scianna, ancora Scianna ha triangolato con Sciacchitano, ci ha provato poi. Adesso Fiorentino, sovrapposizione Tuzzolino, non servito, si ricomincia da Delisi che aveva lo spazio per far meglio. Tuzzolino, Tandita, spalle alla porta, da pivot per Tuzzolino, guarda la porta, ci pensa a calciare, lo fa col sinistro. C'è stata anche una deviazione e sarà quindi calcio d'angolo. Giocata di Delisi, poi colpito in pieno Mule. E allora va Scianna da solo, Scianna contro tutti, Scianna calcia! Ha rischiato di andare sopra di due. A fare difensore centrale, palla persa, ha regolato Tuzzolino. C'è Virzì, Tuzzolino non ha lo spazio per servirlo, calcia a lui. Campagna, chiude bene. Rischia ma rigioca all'indietro. Mule vuole il triangolo con Pagano, Pagano invece calcia. Mazzola col rischio. Incontro, non riesce a saltare Fiorentino, rischia tanto, se la cava poi Mule. Gioca ancora il 10, è passato contro Mazzola. Palo, gol, 2-0 Sant'Isidoro. Voleva il fallo Tuvè perché forse a detta sua è stato toccato duro. È uno schema, palla che arriva Tuzzolino. La solo toccata Gagliano, l'ha riaperta la Teddy Club. 2-1. Cosa potrà dare 19? È stato caricato alla grandissima dei compagni di squadra, la panchina del suo portiere. Intanto dall'altro lato Piazza, per di Mazzola, Piazza, ancora Mazzola. Gandolfo ha toccato per Tuzzolino, poi voleva il pallone, invece Tuzzolino ha guardato Tuvè, finta sul diretto avversario dentro. Bellissima giocata del 7. E riparte il Sant'Isidoro. Scianna, tanto spazio, punta Tuzzolino, lo ferma il 6, ribalta il fronte, calcia! È lui, l'uomo che riprende la partita, fa 2-2 e doppietta. Capitan Tuzzolino. Tuzzolino punta Sciacchitano, mette sul sinistro, Delisi dentro, l'ha addirittura ribaltata la Teddy Club col gol di Gandolfo sull'assist di Delisi. Incredibile quello che è successo in questo primo tempo, da 2-0 a 3-2. Tuvè lo pressa Pagano, lo pressa anche Di Salvo, se la cava Teddy Club, poi Mule è passato, ha recuperato palla il numero 10 e ha fatto 3-3. l'ha ripresa il Sant'Isidoro. Provato a puntare Pagano, non l'ha persa stavolta. Gandolfo, lungolinea, triangolo, Tuvè, Gandolfo con la punta. Gagliano ha fatto un paratone. La gioca il 21, la gestisce bene. Di Salvo, lancio lungo, toccato Tuzzolino, Mule! Ancora il 10 contro ribaltone del Sant'Isidoro. L'ha toccata Tuzzolino, non è bastato perché Mule ha infilato il gambone e ha fatto 4-3. Non scatta Delisi. Finita bella di Tuzzolino, ancora Tuzzolino. Gagliano sempre a chiudere alla grande. Ci arriva però Sciacchitano, non sapeva chi servire. Fiorentino prende Campolotto, si è fatto vedere Gandolfo, finta di Fiorentino che finge di servire Gandolfo e fa il 4 pari contro Mule. 8 contro 10, saltato Fiorentino, ma Fiorentino non calcia. Ora sì, contro Gagliano, ipnotizzato Fiorentino, c'è Tuzzolino, sinistro, la mette sul fondo, dentro, ha segnato l'Athletic all'ultimo secondo, autogol di Salvo. Incredibile quello che è successo nell'ultimo secondo di questa partita, l'ha messa dentro Tuzzolino, rimpallo su Di Salvo che
hanno fatto il 5-4 quelli dell'Athletic. Una bellissima partita comunque. Vediamo se negli ultimi secondi potrà andarla a recuperare. Shan gioca l'ultimo pallone e vince l'Athletic. Fischia 3 volte il direttore di gara. 3 punti importantissimi per i padroni di casa alla fine di una partita incredibile.